Questo è il castello di San Martino della Vanezza. Ci troviamo a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova. In questa posizione strategica tra i territori di Padova e di Vicenza e lungo il Bacchiglione, importante via commerciale, nell'XI secolo venne costruito un piccolo castello dotato di una sola torre e di una cinta muraria. È uno dei pochi castelli a sopravvivere alle campagne di Ezzelino III Romano nel 200. Poi nel 1324 il comune di Padova lo dona a Niccolò da Carrara come ricompensa per aver difeso la città contro il Can Grande della Scala. I carraresi ristrutturano il castello e rinnovano tra le altre cose le mura e le merlature della torre. Dopo che nel 1405 Padova venne conquistata dai veneziani, il castello perde ogni funzione militare e viene dato in affitto e poi acquistato dalla famiglia Vendramin, che lo rende una base commerciale per la raccolta del legname proveniente dai boschi vicini, che poi veniva inviato ai cantieri veneziani via fiume. I Vendramin nel 1439 aggiungono poi anche un mulino galleggiante, che resterà in funzione fino all'800. Con la diminuzione dei traffici via fiume viene convertito da abitazione, venendo abitato dalla famiglia Filippini e poi dal 1930 al 78 dagli Antonini Papafava dei Carraresi. Dal 1979 appartiene alla provincia di Padova, che l'ha rivalorizzato e ha realizzato il Museo archeologico del fiume Bacchiglione, che custodisce reperti dal Neolitico all'epoca medievale e moderna. Oggi è visitabile e ospita molti eventi pubblici e privati.